Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Effetto Sera Talk Show su social. Oggi è giovedì 19 dicembre 2024, partita da dentro fuori. C'è chi dice di sì, c'è chi dice che comunque il campionato è ancora molto lungo, ma di sicuro è un match molto importante. Quello del Cagliari si gioca domenica ore 15 a Venezia, Cagliari. Se qualcuno pensava a una passeggiata di salute, beh, avrà di che ricredersi, soprattutto per quello che sta succedendo nelle ultime partite. Cagliari che tutto sommato con la Fiorentina e con l'Atalanta gioca bene, ma raccoglie 0 punti. Purtroppo, ahimè, lo dico ovviamente per tutti i tifosi del Cagliari, le concorrenti dirette continuano ad agganellare risultati importanti un po' dappertutto e ad oggi il Cagliari si ritrova terzultimo in classifica. Non va meglio anche considerando la prova dell'altro giorno, di martedì, di avantieri, contro la Juventus in Coppa Italia. Un primo tempo, potremmo dire, sufficiente, perlomeno fino al gol di Vlahovic, e lì purtroppo è crollato il castello. Le dichiarazioni post partita un po' stridono con quello che è il risultato, perché il tecnico Davide Nicola ha detto che di fatto il Cagliari aveva dato tutto, però ha anche aggiunto qualcuno non è ancora cresciuto. Ecco, forse è meglio soffermarsi su quelli che sono i punti interrogativi oggi del Cagliari, perché abbiamo due portieri che purtroppo per motivi diversi non riescono a dare quello che possono o quello che vorrebbero. Scuffet da una parte, perché dopo che è riuscito a riconquistarsi il posto da titolare in Serie A, bene, non si sa se è un motivo di tipo contrattuale, di tipo caratteriale, di tipo relazionale, quindi di Scuffet con l'allenatore. Ricordiamoci che a Udine successe la stessa cosa, Nicola allenatore, Scuffet primo portiere, e a un certo punto Scuffet fu costretto a essere ceduto. Ecco, non vorremmo che sotto sotto questo fosse il replay di quanto successo dalle parti del Friuli. Detto questo, Scerri, comunque un portiere di prospettiva magari anche importante, ma è alla prima di fatto stagione in Serie A italiana e arriva da un campionato francamente non paragonabile col campionato italiano, che è quello albanese. Quindi voglio dire, una squadra che punta a salvarsi ha bisogno di un portiere che ti dia qualche punto in più, con qualche parata, con qualche intervento, un leader in difesa, che al momento oggi non abbiamo, a parte Mina, che comunque non è un portiere. E poi l'attacco purtroppo è anemico, è asfittico. Lo stesso DS Bonato ieri ha detto noi abbiamo lo stesso problema che avevamo inizio anno. Ecco, allora nel momento in cui le lacune sono evidenti, il Cagliari ha una batteria di attaccanti di 5 punte, piccoli, Pavoletti, La Padula, Luvumbo e Kingston. Di questi 5 attaccanti, il capocannoniere Piccoli che ha 5 e gli altri potremmo dire non pervenuti. L'unico forse, se non ricordo male, è Luvumbo. E quindi se 5 attaccanti hanno segnato 6 reti, c'è qualcosa che non quadra, e l'esempio è anche quello di Gaetano, arrivato, furor di popolo, addirittura il Cagliari ha atteso fino all'ultimo giorno di mercato per portarlo nuovamente in rossoblù dopo la bella stagione dell'anno scorso. È diventato un grosso punto interrogativo, un trequartista è una seconda punta, è un mezzala, un centrocampista. Sta di fatto che Gaetano sta deludendo e sembra la brutta coppia, il fratello più scarso di quello visto l'anno scorso. Esattamente come Prati. Prati è stato preso in prospettiva, parliamo di un giocatore di 20 anni, uno dei migliori nel suo ruolo under 20, nazionale under 20, era stato osservato anche dalla Roma, cioè tante qualità. Quest'anno partito titolare, prime 2 partite, poi infortunio e poi ha smesso di giocare, sia in campo, ma quando ha giocato, come è successo martedì, l'abbiamo visto molto timido, addirittura nascondersi anziché ricevere il pallone. E dietro, in difesa, ci sono altri problemi.
perché Vietesca contro Vlahovic ha perso la tramontana, errori banali anche da Palomino, un giocatore comunque anche lì molto esperto. Francamente questa squadra al momento, perlomeno psicologicamente, rischia davvero grosso. Io mi auguro di no, però al momento, per quello che sto vedendo, il rischio è rivivere un Cagliari bis di Mazzarri, cioè una squadra con grandi qualità che però fatica a imporre il proprio gioco. La cosa buona è che quello che stiamo vedendo è che Cagliari ha una trama, ha un suo gioco. Quello che invece continua a mancare è la cattiveria, l'aggressività, il cinismo in zona gol, perché quello che sta mancando al momento è questo, la capacità di riempire l'area di rigore avversaria. L'abbiamo visto più volte quest'anno. Ecco, l'idea di arrivare al calciomercato non è così campata per aria. Di sicuro due elementi sarebbero da prendere e io direi un portiere e un attaccante. Parliamo di un attaccante da 8-10 reti, perché al momento purtroppo il Cagliari è fortemente in difficoltà su questi due nomi. Gli altri, chi più chi meno, si possono arrangiare. Detto che Azzi, francamente abbiamo visto anche a Torino, sì, ha una buona corsa, ma per essere un brasiliano i piedi lasciano un po' a desiderare e sono buono. E poi, francamente, ripeto, anche a centrocampo io Prati lo darei in prestito perché al momento è chiuso. Non capisco, ad esempio, l'involuzione di Marin. Marin a Empoli con Nicola, ma in nazionale anche adesso è stato il miglior uomo della nazionale rumena nel mese di novembre. Arriva a Cagliari e a parte 2 o 3 partite fatica a trovare la posizione in mezzo al campo. Quindi mi chiedo se sia un problema tattico, un problema mentale, un problema personale. Io francamente ho qualche riserva su quello che sta succedendo e francamente anche a livello offensivo. Ci manca un uomo che salti l'avversario, ci manca chi crea la superiorità numerica. L'ho detto anche lunedì nel post Cagliari-Atalanta, ad oggi, tolto Luvumbo, il Cagliari non ha un uomo rapido e Luvumbo tecnicamente non è questa eccellenza, è ottimo per strappare, per appunto creare il sovrannumero, per cercare di entrare nell'area, ma lo sappiamo, a livello di assist e a livello di realizzazione Luvumbo deve ancora crescere. Ecco, a noi manca quel tipo di giocatore, sono dei tempi di fatto di Barbo e di Suazo che non abbiamo più un giocatore del genere, quindi io mi auguro che il Cagliari, che valuta e che vede il mercato adesso, si è parlato di qualche giocatore del Napoli, non lo so, mi auguro che la scelta ricadrà su un giocatore che possa fare la differenza, perché poi alla fine si riduce tutto a quello. E dicevo, si va a Venezia. A Venezia, ragazzi, è comunque una partita importante, non sarà fondamentale, ma importante. Il Venezia è galvanizzato perché viene da un 2-2, addirittura con l'amaro in bocca, in casa della Juve. Noi veniamo da 3 sconfitte consecutive, l'ultima è stata proprio un'ecatombe, un 4-0 a Torino, che francamente poteva essere sicuramente gestito meglio a livello di partita. E il Cagliari deve riordinare le idee, anche perché in campo c'erano con la Juve qualche titolare. Quindi penso a Zappa, penso a Zortea, dopo è entrato nel secondo tempo. Insomma, ci sarà sicuramente da soffrire. Loro sono una squadra molto molto rapida e bisognerà evitare di dare campo. Ecco, quello forse è la cosa più importante. Ma Cagliari non può pensare di andare a Venezia a strappare lo 0-0 o di cercare di mettere, come si dice in gergo, il pullman davanti a Sherry o a Scuffetta, anche se penso che sarà ancora una volta Sherry. Occorrerà la voglia di vincere. Vedremo se il Cagliari domenica avrà questa voglia. Poi, come sempre si è detto, si può pareggiare, si può perdere, si può anche vincere, ma come ha sempre detto Claudio Ranieri, l'importante è uscire dal campo convinti di aver dato tutto. Ebbene, quest'anno, personalmente, più di una volta è apparso che il Cagliari non avesse dato tutto. Vedremo cosa succederà domenica a Venezia. Bene, io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo ovviamente lunedì, anche perché ci stiamo avvicinando poi al Natale e ci fermeremo per gli auguri. Grazie a tutti, buon proseguimento. Ciao.